Buonasera a tutti. Eccoci, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti alla prima presentazione dell'attesissimo, l'ultimo romanzo di Pier Giorgio Pulici, che saluto. Benvenuto Pier Giorgio, benvenuto qui tra noi, il pubblico a casa non può vedere, tutto il pubblico che è presente qui nell'auditorium Sailletta e soprattutto un firmacopie lunghissimo che è iniziato addirittura prima della presentazione. Questo è un evento all'interno del Festival Editura organizzato dall'Associazione Liberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Open Campus e con la libreria Miele Amaro. Adesso iniziamo. Intanto Pier Giorgio, benvenuto, un grande applauso a Pier Giorgio. Pier Giorgio, ti ringraziamo per averci regalato questa prima attesissima. Il libro è uscito oggi per Un'ora d'amore, avete già visto la copertina in giro in tutti i social, nei giornali, veramente una uscita attesissima. Quindi quale sarà l'indagine sulla quale dovranno indagare Vito Strega e i suoi? Vi racconteremo tanto giusto per incuriosirvi ancora di più, ma io sono sicura che tutto il pubblico tornerà a casa con tutti i libri in mano, torneranno a casa, lo leggeranno e inizieranno a farti tantissime domande già da stanotte, quindi preparati. C'è una sorta di cambio di prospettiva in questo libro, perché in genere sia la stampa che chi si occupa dei casi di ispettori di poliziotti si occupano, diciamo, del binomio assassino e vittima, quindi indagini sulla vittima, chiaramente, insomma, cercano di capire il passato della vittima per capire la causa dell'omicidio e poi si indaga su chi può essere l'omicida. E ci sono però tutte le vittime secondarie che del resto vengono dimenticate, sia dalla stampa che in parte anche appunto dai poliziotti. In questo caso abbiamo due vittime secondarie molto importanti e infatti iniziamo questa chiacchierata parlando di Italo Seu, questo agricoltore che insomma vive a Lubianova, si trasferisce a Milano per cercare di capire chi ha ucciso la figlia, perché la figlia è questa donna qui raffigurata in abito da sposa e l'altra vittima secondaria è appunto il nipotino di Italo Seu, il figlio della donna uccisa. Quindi diciamo, c'è questo cambio di prospettiva, bisogna cercare di capire che cosa vivano, che cosa provano queste vittime secondarie. Quindi Italo Seu che lascia appunto Dodianova, si ritrova a Milano e decide di parlare con Vito Strega, quindi iniziamo a entrare nei meandri del libro. Vito Strega quindi accoglierà questa indagine. Intanto buonasera a tutti voi, grazie di cuore come sempre per essere qui così affettuosi, così numerosi, è sempre un privilegio per me. Grazie di cuore Lucia, Oliva, i nostri talenti, ovviamente Andrea Amaro, tutte le persone che si sono illustrati affinché questo incontro avvenisse, ma soprattutto voi che stavate attendendo questa storia, mi avete dato tanta energia nelle mie veglie notturne mentre scriviamo. Essenzialmente il romanzo parla di quello che hai detto tu, cioè parla delle persone che rimangono. Tendenzialmente noi quando assistiamo a un delitto, a un femminicidio, giustamente i media si concentrano su due attori, tra virgolette, attori principali, assassino e vittima. Però si dimenticano poi di tutte le persone che rimangono, che ogni giorno, a partire dall'omicidio, si trovano quasi a morire, un poco alla volta, nell'assenza, nel tormento, avuto di non sapere cosa è accaduto, perché io ho voluto raccontare questo il vuoto, come a volte persone totalmente estranee a queste dinamiche, che mai
avrebbero immaginato di essere scagliate, di essere proiettate in una tragedia del genere, invece si trovano a dover combattere. Ed è il caso di Eliseo, un agricoltore delle colline di Sant'Esi, nella zona di Dolomona, un uomo che letteralmente si è spaccato la schiena per cercare di assicurare alla figlia un futuro migliore. Aveva una piccola azienda, forse non è nemmeno giusto definirla azienda, diciamo che era un vignaio. Una persona umile, una persona concreta, pragmatica. Il suo carattere, la sua indole si può leggere sulle sue mani, sfregiate dalle viti erose dalla fatica, dalla terra, che può essere madre matrigna. E alla soglia degli 80 anni, a 79 anni, era ormai, si era, come posso dire, adagiato qui a un pensiero di essere un uomo tranquillo, che si stava, tra virgolette, godendo la propria pensione, quando invece riceve una chiamata da Milano, dove sua figlia Maria Donata era andata in cerca di un'opportunità professionale migliore, e questa chiamata arriva dagli assistenti sociali di Milano che gli dicono: guardi, signor Seo, non sappiamo esattamente come dirglielo, però sua figlia è morta e suo nipotino di 2 anni e mezzo, piccolo, qui con noi. Cosa vuole fare? Lo teniamo noi, viene lei a prendersene in cura. In questo momento graffica dalle mani grandi, non ci pensa un attimo, molla tutto, chiede un passaggio all'aeroporto al parroco del paese e corre via. Si trova catapultato in una dimensione che è la dimensione metropolitana, a cui lui non era assolutamente avverso, era un uomo, ripeto, di paese, un uomo di campagna, un uomo abituato a salutare tutti quando entrava al bar o quando entrava al posto. Come arriva a Milano, saluta tutti e tutti lo prendono per il cazzo. E si deve presto abituare alla vita metropolitana, che è molto più civica, meno solidale della sua dove aveva, ma soprattutto alla soglia degli 80 anni si deve rimettere in gioco e farsi carico di un bambino di 2 anni e mezzo, con tutta la fatica, con tutta la responsabilità che questo richiede, e col terrore, essendo così anziano, prima o poi gli assistenti sociali, i servizi sociali glielo portano via. Non è un uomo ricco, è un uomo che gode di un'umile pensione, e Milano non è una città alla portata di tutti, soprattutto non è alla portata di Italo Seo. Qual è il nesso con Vito Strega? Beh, diciamo, gli omicidi del dentista, dei romanzi precedenti, dal delitto del mostro del Ticino, questo poliziotto e la sua squadra si è fatto un po' un nome, è diventato suo malgrado famoso. Quindi spesso lo si trova sui giornali, spesso alcune riviste di criminologia parlano di lui, in virtù anche del fatto che lui è un professore di psicologia criminale e criminologia. Quindi è un personaggio che sta diventando piuttosto famoso. E Italo Seo ha letto sui giornali di Strega e sa che è un uomo che non si ferma mai alle apparenze, un uomo che è disposto ad andare fino all'estremo delle cose pur di arrivare alla verità. Dato che sono passati 8 mesi dal delitto di Maria Donata e nessuno ci ha capito nulla, perché questa ragazza è stata trovata uccisa in casa propria, con un vestito da sposa che non era il suo. Lei non era sposata, non aveva intenzione di sposarsi, quindi il mistero dell'abito non si capisce bene perché. E lui si rivolge a Strega perché è la sua unica speranza di capire cosa possa essere successo, perché un altro suo incubo è quando Filippo crescerà, chiederà: mamma, perché è stata uccisa? Chi l'ha uccisa? Soprattutto lui non potrà essere in grado di dare una risposta. Strega che si rivede moltissimo in questo bambino, ma soprattutto rimane colpito da quest'uomo e dal rapporto che Italo ha con questo bimbo, un rapporto veramente dolce, delizioso, tenerissimo. Non può guardare da un'altra parte. Quindi
inimicando un po' di colleghi, cercando di convincere il sostituto procuratore che ha seguito il caso, anzi la sostituta procuratrice che ha seguito il caso, rimuovere questo delitto e cerca di fare luce con la sua squadra. Per l'occasione ci sarà un Baby Pavan che passa dall'essere un personaggio comprimario ad essere invece quasi un protagonista della storia, ed Eva Croce, che si trovava lì per altri motivi, ma viene contata in qualche modo nell'indagine. Prima che ci sia una levata di scudi, c'è anche Mara Rais, questa è la base, e si occuperà del filone, diciamo, sardo, indagherà su Goianova per capire chi è questa ragazza, se la sua morte possa avere qualche attinenza col territorio sardo. Quindi il Tosserea con la sua squadra si troverà a cercare di capire, a dipanare questo gomitolo così complesso di femminicidi o comunque di quasi femminicidi che avvolge Milano, e indagheranno soprattutto sulla violenza che è presente a Milano. Allora, intanto devo dirti che fa molto piacere leggere di Cagliari in un libro che sicuramente verrà tradotto in quanti paesi. Tu hai i tuoi libri vengono tradotti in Francia, so che a breve si stanno portando le traduzioni anche negli Stati Uniti d'America, quindi sei uno scrittore famoso, tanto amato, insomma anche tanto amato nei paesi europei, quindi fa veramente piacere leggere di Cagliari e vedere anche questo parallelo tra la questura di Cagliari, tra Cagliari, Stampace, le campagne di Glorianova e Milano, che la vediamo grigia, veramente colma di violenze. Quasi vuol dire la pensate, ma meno male che viviamo qui, insomma, almeno abbiamo sicuramente meno violenza e anche meno povertà, perché tu hai comunque un thriller psicologico, si cerca anche di capire da dove nasca tutta questa violenza. Sicuramente la povertà e il degrado credo che siano anche una chiave per capire anche un po' questi meccanismi. Guarda, io ho vissuto a Milano per circa 5-6 anni e diciamo che sono arrivato da Londra e non ho percepito la differenza, perché è una città proiettata verso il futuro, una città che stava correndo, che stava diventando veramente all'avanguardia a livello europeo, è una città dove in Italia tutto accadeva lì, sembrava veramente di essere al centro del mondo. Quando sono arrivato mi sono sorpreso del fatto che era una città estremamente sicura, una città veramente dove c'è anche un controllo da parte delle istituzioni molto saldo. C'è stato un qualcosa però negli ultimi anni, dopo il Covid, che ha reso questa città molto, molto più civica, molto più incattivita, e sta emergendo una violenza di strada che fa pensare, sembra a volte leggendo le cronache che ci troviamo nella New York degli anni 80, dei primi anni 90. E sicuramente questo deriva dal fatto, questa è la mia interpretazione personale, potrei sbagliarmi, deriva probabilmente dal fatto che è una città che si sta ergendo, stratificando su tutta una serie di contraddizioni sociali ed economiche. Perché è una città che non sta diventando più una città per tutti, non è più accogliente, non è una città che ti abbraccia e ti ingloba a sé. Tanti ragazzi che venivano dal sud soprattutto in cerca appunto di un futuro migliore, adesso invece se ne stanno andando di nuovo a Milano, perché è troppo caro, perché non puoi vivere ecco, dignitosamente. Questo crea tutta una serie di fratture anche sociali, per esempio i ragazzi delle periferie iniziano ad arrivare nel centro incattiviti con la voglia di aggredire la vita. Quindi sta emergendo tutta una serie di problematiche sociali legate alla piccola criminalità, legate anche ovviamente all'immigrazione, perché è stata un'immigrazione controllata male, quindi questi ragazzi hanno dei modelli che vogliono raggiungere a tutti i costi, che sono poi modelli non social, tutto subito, siamo abituati a questo tipo di velocità. Quindi volevo raccontare un po' la Milano odierna e volevo raccontare soprattutto però il fatto che il nostro sta diventando un paese che sembra letteralmente odiare le donne.
c'è una violenza proprio nei confronti del genere femminile che ha radici antiche, perché comunque figlia di un po' anche l'impero televisivo che ha dato un'idea della donna molto sbagliata, quindi stanno arrivando tutta una serie di generazioni che sono cresciute con quelle idee e adesso mettono in pratica quello che hanno imparato, quindi la mercificazione del corpo della donna, tutta una serie di questioni che sicuramente conoscete meglio di me. Quindi volevo raccontare questo, la violenza di genere, le radici della violenza di genere è un fenomeno che è nato negli Stati Uniti e sta arrivando invece anche qui da noi, è il fenomeno della violenza contro le donne organizzata, dei movimenti proprio di persone che prendono di mira le donne in maniera organizzata, si organizzano e le puniscono. Quindi Strega e Pavan, soprattutto Pavan, che ha delle figlie, quindi si sente molto coinvolto da questo caso, quando incontra Colosseo è al lavoro su tutta una serie di aggressioni ai danni delle donne in città. Aggressioni che sembrano avere un fil rouge, però non si riesce a capire quale sia la regia. Italo si reca in questura e implora Strega attraverso Pavan di intervenire sul suo caso e i poliziotti iniziano a lavorare su questi due fascicoli apparentemente molto diversi tra di loro, ma si inizia a capire che forse qualcosa in comune c'è. Il figlio, ahimè, è una tematica con la quale abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi spesso ci accorgiamo anche come si possa far sì che non avvengano più questi femminicidi, come si possono combattere, sicuramente con l'educazione. Io credo anche che un libro come questo possa aiutare tanto. E adesso insomma, vi dico perché. Intanto perché usi il femminile in modo molto semplice, quindi si legge la colonnella e fa piacere. Perché tu dici, perché il linguaggio, se accogliente, accoglie realmente. Il linguaggio plasma la società e quindi se da fare tante questioni, se noi utilizziamo bene i termini, creiamo una società migliore. Io per questo ti ringrazio, perché leggere la colonnella, la marescialla, tutto al femminile ci aiuta, perché fa sì che chiunque legga, poi veramente tantissimi lettori, anche tanti ragazzi, tante ragazze, tanti adulti, come possiamo vedere, si abituano ai termini e quindi questo sicuramente crea una società migliore. Parlare di femminicidio è corretto indagare e poi i tuoi personaggi femminili, le donne che tu rappresenti, Mara Rice, Eva Croce, sono donne forti, sono donne coraggiose, in qualche modo hanno dei passati e un presente complicato come tutti chiaramente, come uomini come le donne, e loro lo affrontano proprio con una marcia in più. Sono donne forti, donne coraggiose e donne che insomma ci piace leggere. Quindi grazie, perché sicuramente questo è un modo molto positivo anche di parlare, anche di affrontare, anche di cercare di superare questa problematica. Sì, sono donne straordinarie, mi diverto sempre tantissimo, imparo sempre tantissimo attraverso questi personaggi, anche Clara, che qui è presente un po' meno rispetto ai romanzi precedenti, però sono tutte persone che mi lasciano sempre poi insegnare qualcosa. Quando scrivi devi necessariamente metterti nei panni di ogni personaggio che vai a raccontare, quindi devi imparare a guardare il mondo attraverso i loro occhi, attraverso il loro vissuto. Mi piace ogni tanto diventare Mara Rice, ogni tanto diventare Eva Croce, ci sono questioni sospese tra di loro. Questo episodio emerge qualcosa. Sicuramente in questo caso specifico la loro sensibilità di donne a contatto con vittime, donne, da una chiave di lettura diversa anche a case. Strena può contare su delle risorse molto importanti con queste ragazze che al di là del fatto che sono persone non comuni, sono persone che a livello morale molto integere, sono comunque delle professioniste rinomate, sono estremamente competenti nel proprio lavoro. In questo romanzo si parla poi un po' della realtà, quindi del codice rosso, di un pool che c'è a Milano, di magistrati che si occupano di questo tipo di reati. Quindi ho cercato di raccontare anche
come si muovono le istituzioni che cercano di arginare il problema, che come giustamente hai sottolineato tu, queste persone intervengono, ahimè, quando il delitto è già stato consumato, quindi possono fare poco. Si dovrebbe intervenire molto prima ed è molto più complesso perché si deve intervenire a livello culturale. Però giocare con Eva, Mara, con la loro sensibilità, con i loro punti di vista, Mara ormai è una figlia che si sta avviando con il suo grande dispiacere, con il suo grande terrore all'adolescenza, stanno iniziando tutta una serie di conflitti piuttosto forti, ha paura perché si accorge che la società è cambiata, è una società dove le ragazze e le donne non si sentono più al sicuro, e quindi viene toccata in maniera molto forte da questo caso. Non ci mette veramente un secondo quando Eva la chiama da Milano e le dice: ho bisogno di te a farsi carico dell'indagine, a convincere Palamara a dare un po' di vivere per mettersi a lavoro. Per quanto riguarda il linguaggio inclusivo, sai, per me è stato molto normale, nel senso è già da diversi romanzi che faccio questo, mi è bastato semplicemente mettermi nei panni di una donna. Se io fossi stata una donna, sinceramente mi sarebbe piaciuto poter declinare al femminile la mia professione. Poi uno è libero di scegliere, ogni donna è libera di scegliere se declinarlo al maschile o al femminile. Per esempio, la questora di Cagliari, che è stata si è insediata da qualche mese, lei preferisce essere chiamata questora. Non farebbe piacere, però io credo che i miei personaggi, nello specifico Mara, voleva essere chiamata ispettrice, commissario, così via. E quindi ho fatto questa scelta. Sicuramente è una scelta che ci piace. È una scelta che ci piace, quindi insomma, grazie. Il male, questo tema del male, perché queste sono persone, i poliziotti sono persone normali, che hanno famiglie, che hanno figli, e poi devono affrontare nel loro lavoro, devono affondare le mani, la testa nel male, e questo devi farlo anche tu, perché chiaramente devi anche cercare di descriverlo, tu chiaramente di inventarlo, ma penso che la realtà sia abbastanza, insomma, ti offre tanti spunti. Come si fa? Come ti poni? Come cercare di entrare nella testa di chi commette questi omicidi? Come ti, non voglio dire ti medesimi, però come ti prepari, come descrivi e come fanno anche i tuoi personaggi? Perché io me lo chiedo, dopo aver indagato su tanti casi, dopo essere stati male, perché magari sei stato una notte che stai pedinando qualcuno, che stai controllando qualcuno, poi torni a casa e devi guardare magari i tuoi figli, o magari devi fare una coccola al gatto, perché ci sta. Tu dici che l'odio è l'altra faccia dell'amore, sono due monete, sono due facce della stessa moneta, e credo che sia, ahimè, è proprio così. Però come ti immergi in tutto questo dolore, in tutto questo male? Anche tu come fai? Chiudi il computer e poi riesci a staccare. Oppure magari ci sono anche delle tue apprensioni, perché io vedo tanta apprensione per i giovani in questo libro, apprensione che io insomma, condivido, c'è tanta apprensione, tutti i personaggi vedo che comunque più di meno bene per i propri piccoli, quindi penso che questo sicuramente sia anche un aspetto sicuramente personale. Vuoi davvero sapere? È un po' come posso spiegarlo. È un processo simile, credo, alla follia. Cerco di spiegare meglio. Devi diventare un po' folle mentre lo fai e devi essere capace di allentare i tuoi freni di vittoria morali. Devi dimenticarti la tua etica, la tua bussola morale e diventare qualcun altro. E lo puoi fare seguendo una mappa. E la mappa assolutamente è un sentimento predominante. In questo caso per alcune persone gira l'odio.
quindi devi seguire l'odio e l'odio pian piano ti porta a capire la psicologia del personaggio che vuoi descrivere. Quindi devi immaginarti un personaggio, diciamo, cattivo, l'antagonista, come se avesse un'armatura. L'armatura è quello che ti impedisce di capirlo, perché tu non sei come lui o come lei. Devi trovare una fessura per poterci entrare. Solitamente questa fessura, appunto, non è io lavoro così, è un'emozione, un sentimento, a volte un trauma, e cerchi di capire cosa ha portato cosa ha causato quel trauma e come il personaggio l'ha elaborato. A quel punto impazzisce un po' con lui, cioè cerchi di capire come è andato alla verità, come questa cosa l'ha portato alla verità, e pian piano inizi a capirlo, inizi a comprenderlo, ti lasci andare. È una cosa complessa che lo devi fare un po' per tutti i personaggi, questo sia per i buoni che per i cattivi. In questo romanzo di cattivi ce ne sono più di uno. Quindi è stato particolarmente complesso entrare nella loro psiche, così come è complesso tutte quelle professioni che hanno a che fare con i problemi altrui, con il dolore altrui, quindi insegnanti, infermieri, medici, appartenenti alle forze dell'ordine, avvocati, giudici, tutte le persone che per colpa del loro mestiere, devono farsi carico del mestiere, della sofferenza altrui, devono trovare un po' devono capire come entrare in sintonia con l'altro, senza che questo però faccia sì che poi l'altro ti mangi, quindi vada a cannibalizzare. E lo capisci con l'esperienza questo, cioè capisci un insegnante, tu sei un insegnante, capisci fino a che punto puoi dare in te o puoi fare entrare l'altro. Quando torni a casa devi elaborare tutta una serie di sistemi di difesa per evitare che quel buio che hai preso rimanga dentro. Quindi ci devono essere delle camere di decompressione. Tutti i miei personaggi, quelli che loro vivono, io ho imparato poi col tempo a trovare le mie camere di decompressione. È una cosa che racconto sempre dall'inizio. Quando ho iniziato facevo dei sogni assurdi, sognavo quello che scrivevo, quindi in qualche modo lo vivevo. E questo garantiva sicuramente più immediatezza, più partecipazione emotiva da parte del lettore, forse perché è come se il lettore in quei romanzi potesse vedere in prima persona, in presa diretta, il male. Oggi credo di aver capito come evitare che tutto questo buio poi mi rimanga dentro. E sicuramente l'ironia, che poi è un tratto distintivo di tutte le persone che fanno questo mestiere, perché se poi vi capitasse di parlare con poliziotti, carabinieri, magistrati, la maggior parte sono persone molto ironiche, molto autoironiche, si prendono un poco sul serio, proprio per esorcizzare attraverso l'ironia tutto quello che vivono, tutto quello che vedono, che a volte è piuttosto duro e tosto. Infatti i dialoghi sono sempre molto taglienti, molto ironici, i personaggi sono tutti molto ironici, e visto che parliamo sempre di immedesimazione, ti sei immedesimato in Pavan, di cui Pavan sta lottando non soltanto per, diciamo, cercare di trovare il responsabile dell'omicidio, ma una guerra interna, e ti ci vedo poco immedesimato in lui, perché è molto curioso, perché Pavan è molto, molto ironico, diciamo, che decide di fare qualcosa in una termini appunto molto, molto simpatici. Se vuoi leggere, insomma, un pezzo, così ci immergiamo anche nell'atmosfera di questo libro. Poi ci sono anche i gatti. Sì, i gatti, come hai detto prima, giustamente una carezza al gatto, no? Io in passato mi è capitato di scrivere l'Andrangheta, ho scritto una serie di 4 romanzi incentrati sull'Andrangheta. E quando scrivevo l'Andrangheta ero convinto che appunto le minacce più grandi mi sarebbero arrivati da questi dranghetisti.
In realtà le minacce più grandi del mio lavoro sono arrivate dai miei lettori, soprattutto dalle mie lettrici, quando hanno letto di Sofia, Magata di Strega, un romanzo precedente. Assicuro tutti, Sofia sta bene. Sofia sta bene. Sofia sta bene, come? Sì, sta benissimo. Benissimo. Ed è sulla via di casa. Ok? Quindi mettiamo le mani avanti. Sì. Perché qui, allora, voi a casa non potete avere mano, tutti i libri in mano, già firmato tra l'altro da Giorgio. Allora, pagina 17. Pagina 17. Prego. Non so se vi ricordate, però Strega nel romanzo precedente aveva un problema personale, diciamo, psicologico piuttosto invalidante. Nel romanzo troverete questa storia che continua. Questa non è Sofia. Siamo nello studio di psicologia e psicoterapia in via Ferdinando delle Scacchi a Milano. Bruna Lodigiani realizzò che il poliziotto era molto più grosso rispetto a quanto le era apparso in televisione. Lo fece accomodare nello studio e osservò preoccupata la poltrona che stento lo conteneva. Lo sguardo sfuggente dell'uomo ne tradiva l'imbarazzo. I capelli scuri e ricciuti erano imperlati di pioggia. Tutto ok, domandò la psicoterapeuta, posso offrirle qualcosa? Un caffè, dell'acqua? No, grazie, sto bene. Sì, insomma, più o meno. Se stessi bene non sarei qui, le pare. La dottoressa lasciò correre. L'ho riconosciuta, già il nome mi aveva fatto suonare un campanello, ma quando l'ho vista mi sono ricordata di lei. È famosa, è uno degli investigatori che hanno fermato il dentista, giusto? L'uomo aprì, guardandosi intorno, impacciato. L'ambiente era minimalista, i pochi arredi erano stati scelti con cura e gusto. Lo sguardo si concentrò sulla lampada verde della scrivania, modello Churchill. La fissava con intensità, quasi gli ricordasse qualcosa. Dall'aria tesa e dalla postura nervosa, la donna intuì che l'uomo si era pentito di essersi presentato lì. Decise perciò di affrontarlo subito, prima che cambiasse idea e se ne andasse. Che posso fare per lei? Il poliziotto non rispose. Si torse e ritorse le mani nuvose. Un altro segnale di inquietudine. Bruna aveva già avuto modo di seguire esponenti delle forze dell'ordine. Sapeva che erano restii ad aprirsi, specie se costretti a ripercorrere casi e indagini che gli avevano insegnati. Se non ricordo male, fa parte di una squadra speciale, vi occupate di crimini violenti, siete esperti in criminologia e profiling. Oltre che sul dentista, mi pare che lei abbia investigato anche sul mostro del vicino. L'uomo fece segno di sì, ma non spiccicò parola. Un caso incredibile. Mi scusi, ma sono fissata con queste storie di delitti, serial killer e misteri. E qui per via del suo lavoro, per il fatto che le è capitato in servizio, il poliziotto parve rifletterci, poi scosse la testa. La dottoressa iniziò a spazientirsi. Se non parla, mi creda, non so proprio come aiutarla. Cosa l'ha spinta a venire qui? Mi è stato consigliato, o meglio, caldamente consigliato. Da chi? Dal mio superiore. Ha scelto me per qualche motivo specifico o le è stato suggerito più generale di rivolgersi a uno psicoterapeuta? La seconda. E perché ha optato per me? Per via delle recensioni che si trovano su internet? No. E si concentrò di nuovo sulla lampada dal parallelo verde. L'una lo studiò meglio. Le sclere erano arrossate e presentava pesanti borse scure sotto gli occhi, come se non dormisse da giorni. I disturbi del sonno erano tra gli elementi ricorrenti nei pazienti di Lisa con cui aveva lavorato. Era palese che qualcosa non logorasse. Cosa però? Si domandò. Lo vedo stanco. Lo so. Tutto questo mi sta stossando. Intende il nostro dialogo? Ironizzò ieri. No, no, rispose allontanando quel pensiero con un gesto brusco. Lei non c'entra niente. E di turno oggi?
chiesto qualche ora di permessi. Di nuovo una manciata di parole, per poi rinchiudersi in un mutismo ostinato. Perché secondo lei il suo superiore gli ha caldamente consigliato di rivolgersi a una professionista come me? Detto ancora lei. Per il mio benessere psicologico e perché la mia condizione sta pregiudicando l'attività investigativa che svolgo. Dal modo meccanico con cui aveva parlato, sembrava aver riesumato le parole di qualcun altro, il dirigente di sicuro, considerò prima. Può dirmi di più di questa sua condizione? Non è facile, è una questione, diciamo, delicata. E nel mio giudizio, anche, ribatté. Indossava un trench scuro rigato di pioggia, che non aveva accennato a togliersi da che era entrato nello studio. Dava l'idea di non essersene neppure accorto, o quantomeno non pareva interessargli. È un fatto che mi porto dietro da anni, da quando ero bambino, mormorò, evitando di guardarla. Luna calmò le gambe. Ora l'uomo aveva suscitato tutta la sua curiosità professionale. E non solo. È armato adesso? Gli domandò per scuoterlo. Una trovata efficace. Le rivolse di scatto un'occhiata stranita per poi sottolineare. Sì, ho paura che mi faccia saltare nel cervello qua. Non saprei, ma nel caso la prego di concedermi la gentilezza di farlo là fuori, sul balconcino. Ho appena fatto riscritturare lo studio da un architetto e credo che mi sarebbe costato meno comprare una villa in Sardegna, vista la fattura che mi ha servito. Non ho intenzione di uccidermi, né di farmi o farle del male. Stia tranquillo. Beh, quindi possiamo tagliare fuori dal quadro clinico i pensieri suicidari o ideazioni omicidiarie? Direi di sì, perlomeno finora. Mi scusi, era una battuta. Aurora stirò le labbra in un sorriso gentile, soddisfatta di quella prima apertura. Senta, perché non smettiamo di girarci attorno? Non mi dice esattamente perché è venuto. Si percepisce a pelle che lei ha voglia di sgravarsi di un pezzo. Sono qui per aiutarla, non per giudicarla. Il poliziotto soppesò l'invito. Ha accennato al fatto che questo tormento la opprime sin dall'infanzia. È corretto? Sì. Ricorda quanti anni aveva la prima volta che ne ha sofferto? 8. 8 anni, rispose deciso. Bene. E di quale problema stiamo parlando allora? L'uomo la fissò in volto. Luna rimase colpita dalla limpidezza dei suoi occhi chiari. Io sento delle voci. Qui, seguitò toccandosi le tempie, dentro la testa. Mi straziano di continuo. Sono sul punto di impazzire. Voci? Già, voci. Pianti, lamenti, sussurri. Soprattutto richieste assillanti. Gli argini si erano rotti. Il poliziotto sembrò pervaso da una sensazione quasi fisica di sollievo. La psicoterapeuta sentì come a volerlo rassicurare. Non dava l'idea di rientrare nel profilo dello schizofrenico. Al di là dell'alterazione del ritmo sonno-veglia, non pareva presentare sintomi rivelatori di un disturbo tanto grave. Mi sente queste voci sin da bambino? Indagò. Sì, mise il paziente. C'è un momento preciso in cui i lamenti sono più forti e insistenti. Di notte, quando sono solo. Sì, direi nel cuore della notte, dove è più difficile resistere. Resistere? Sì. Resistere a cosa? Nessuna risposta. Lo sguardo era tornato sulla lampada verde e il viso era una maschera di afflizione, come se il poliziotto fosse preda dei lamenti segreti che soltanto lui udiva. Ancora un piccolo sforzo, la prego, altrimenti io non so proprio come aiutarlo. Come si manifestano e di chi sono le voci? Beh, dipende. Dipende. In che senso? Cambiano a seconda della giornata e del periodo. Le incessanti aperture e chiusure la stavano sfinendo. Sfruttò ancora l'arma dell'ironia. Se li tiene così sul filo, mi sa che tra un po' quella che si suiciderà sono io, eh? L'uomo incurvò le labbra.
Allora, di chi sono queste voci? Il poliziotto sospirò. Come vi ho detto, dipende. Può essere la voce della polenta con soppressa, oppure dei baccalà alla vicentina. Altre volte si tratta dei gnocchi con la fioretta, altre ancora è l'urlo delle sarde in saone, del tiramisù o dei bigoli di Bassano ragudato. Dipende appunto dalla fame e dal frangente. Basta pure il rimasuglio di qualche pizza da sport rimasta in frigo. Al principio è un sussurro, poi si trasforma in un lamento e dopo in un richiamo ossessivo e ossessionante che mi impedisce di dormire. Anche se sono bello comodo, in mezzo al trapunto, mi alzo e spazzolo via tutto. È l'unico modo per far cessare quelle voci. La psicoterapeuta fissò basita il pachidermico poliziotto dal pesante accento veneto. Mi faccia capire meglio. Lei sente le voci del cibo? Ci può giurare. Soprattutto dei piatti tipici veneziani. È un vero tormento, mi creda, rispose Betty Pavan, riprendendo a studiare il paralume verde. Bruna comprese che il poliziotto non aveva mai scrutato la lampada, bensì il contenitore in vetro dietro alla cerci, stracolmo di giambugliotti. Già, sospirò Pavan, seguendo il filo della sua deduzione. È da quando sono entrato che quei cioccolatini mi parlano. Mangiaci, su, mangiaci, Betty, dopo starei meglio. È quello che dicono, zio Cane. Immagino che lei non mi senta, vero? Non sono pazzo? Bruna lo dice dall'alto della propria laurea in psicologia, gli sbagliati master, un diploma della scuola di specializzazione in psicoterapia e 20 anni di onorata carriera, non capiva se l'uomo fosse serio o se la stesse canzonando. Ed è stato il suo superiore a convincerla, già, strega, lui sì che è famoso. Mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa, intendo letteralmente. È napoletana, se minaccia una cosa, la fa. Ed è impossibile convincerla a tornare indietro. Da una settimana dormo nelle cuccette della questura, la schiena a pezzi e tutta la mobile che mi prende per i fondali. Ormai l'uomo è un fiume in piena. Perché non andata via di casa? Perché non riesco a dimagrire di mezz'ora. Quando le voci comandano, io obbedisco. Vado a spiegare a mia moglie, però. Qualche mese fa mi ha spedito in una clinica extra chic per dimagrimenti intensivi. La tariffa era simile a quella del suo architetto. Non ho resistito neppure 3 giorni. Sono scappato di corsa da quei dietologi nazisti come Steve McQueen in Papillon. Una volta a casa avevo in corpo 2-3 kg in più. Ho dovuto lasciare la pistola in ufficio per paura che mia moglie la usasse contro di me. Mannaggia a lei. Posso? Domandò indicando i cioccolatini. La terapeuta consentì, immaginando che 1 o 2 gianduiotti non avrebbero modificato di tanto il physique d'oro del poliziotto. Immagino sia stato seguito da esperti dell'alimentazione. Guardi, la mia ultima nutrizionista, dopo 2 mesi di trattamento infruttuoso, ha bestemmiato davanti alle mie analisi del sangue, è scoppiata a piangere disperata, ha mollato tutto e dalle ultime notizie che ho pare che abbia aperto un ciringhito in Costa Rica. Bruna si portò una mano alla bocca per soffocare una risata. Provò a ricomporsi e qui il suo superiore, strega, uno strizzacervelli come lei, ha iniziato a parlarmi di mancato superamento della fase orale e altre menate psicologiche, dicendomi che se 1000 diete avevano fallito, la questione andava affrontata alle radici e al suo modo di vedere il problema è psicopatologico. Psicopatologico? Già, ribatté Pavan scattando 2 gianduiotti ficcandosi in bocca. Per capirci, il mio status su WhatsApp recita glicemia, portami via. È la mia filosofia di vita. Sì, direi che è di certo psicopatologico, confermò la donna. Quindi che si fa? Domandò Pavan, secondando le voci di un altro paio di gianduiotti. Vuole mandarmi alla neuro? Non ancora, rispose la psicologa. Figli, 2 bambine, gemelle, perché? Ha mai sentito parlare della dieta dei sensi di colpa? No, ma ho sempre ritenuto che i sensi di colpa facciano ingrassare più della maionese. Si sbaglia, si tolga pure il cappotto, ho un'idea. Gesù bambino,
ho già la pelle d'oca sul suo ruolo, levantosi di pesante trecce. Sentiamo. E come capito, già due ghiotti tirare su il cibo, sono voci abbastanza irresistibili e chissà se Pavalle, soprattutto se la psicologa è riuscita a convincerlo. Insomma, leggere il libro e poi ci raccontete. Ci sono tantissime domande, insomma, che ti vorrei fare, tante curiosità, perché il libro lo si può leggere tranquillamente a casa, però insomma, per cui dialogare con lo scrittore, sicuramente questo è tante sono le curiosità che ci sovvengono. Quanta letteratura c'è nei tuoi libri? Io ne ho trovato veramente tanta letteratura, tanti spunti, tanta musica, c'è tanto di te, delle tue passioni all'interno di questi libri, insomma potete anche cercare, troverete veramente tanti spunti diversi, quindi quanta letteratura, e poi ti vorrei chiedere, sempre sull'attualità, l'intelligenza artificiale, quanto potrà aiutare per risolvere i casi o comunque nella vita quotidiana? Perché in questo momento siamo tutti quanti un po' divisi in due. Chi pensa che sia un trauma, qualcosa di terrificante, oh mio Dio, e chi invece pensa che magari potrebbe essere interessante. Io sto, diciamo, nella seconda parte delle persone, credo che possa essere interessante se sfruttate. Quindi credi che domani, magari anche già oggi, l'intelligenza artificiale possa avere un... Certo, è chiaro che il nostro intuito, la nostra intelligenza non può essere sostituita, però come le calcolatrici ci possono aiutare, chi lo sa, magari anche l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci. Parto dalla prima. Allora, io credo che ogni opera d'arte, in realtà, si tratti di una canzone, di un componimento musicale, di un quadro, di una poesia, o di un romanzo, o di un film, sia sempre un'opera, come posso dire, un'operazione di restituzione. È come se tu andassi a restituire tutte le storie che in qualche modo ti hanno formato, tutti i ricordi che ti hanno segnato, tutte le belle e le brutte emozioni che ti hanno segnato. Quindi io credo che, perlomeno io ho sempre lavorato così, per accumulo. Quando sto scrivendo il periodo in cui nella mia vita di lettore leggo di più, è come se avessi proprio una necessità bulinica di mangiare tante storie, perché ho bisogno di immergermi nella mente di altre scrittrici, di altri scrittori, e poi restituire tutto quello che mi viene dato. Quindi ogni opera in realtà è sempre una restituzione di quello che tu hai letto, di quello che hai visto, di quello che hai sentito, degli incontri che hai avuto nella tua vita. Sicuramente in questo ci sono tante restituzioni musicali, letterarie, cinematografiche. Non voglio rovinarvi il piacere di cogliere le varie citazioni. Sicuramente vi posso dire però che nemmeno una delle canzoni che troverete nel romanzo è stata scelta a caso, anzi sottolineano dei momenti topici della storia. Ho cercato di sfruttare al massimo la potenzialità che ha la musica di toccare le corde più intime dell'animo umano. Così come nella libreria dei Gatti Neri è un romanzo dove si parla almeno di un altro romanzo, e questo romanzo, per chi di voi è amante e ama risolvere gli enigmi, risolvere i misteri, arrivare prima di Strega alla soluzione dell'indagine, ecco, ci arriverete e starete attenti a cogliere alcune di queste citazioni. Parliamo invece di intelligenza artificiale applicata alla criminologia. È un tema che per esempio l'FBI sta già utilizzando da diversi anni.
E quindi volevo raccontare anche di questo. Una delle cose, io lo dico sempre, è difficile innovare il genere giallo, che ha una struttura narratologica molto definita, composta in 3 atti: primo atto crimine, secondo atto indagine, terzo atto risoluzione. Rispecchia le 3 unità aristoteliche. I lettori non amano molto quando questa struttura non viene rispettata e viene in qualche modo contaminata. Però il lettore ha anche desiderio di, come posso dire, avere qualcosa che gli parli dalla modernità, dell'innovazione, che sia originale. E da qualche anno provo a raccontare come la tecnologia ci sta cambiando, ci dia l'illusione di essere padroni della tecnologia, ma a volte invece diventiamo schiavi della tecnologia. In questo caso ho voluto raccontare come la polizia sfrutta l'intelligenza artificiale in un ambito specifico che si chiama analisi statistica del crimine, cioè sfruttando tutta una serie di dati e interrogando l'algoritmo si può capire quando avranno determinati crimini, in che ora, in quale luogo della città, e in alcuni casi addirittura qual è il profilo della persona che vi conosce. Quindi, come potete immaginare, è uno strumento molto, molto preciso e molto utile. E Strega, che è all'avanguardia con la sua unità, perché già nei romanzi precedenti stava lavorando su un software particolare con la sua squadra, sta inglobando questa nuova disciplina e quindi vedete come si può lavorare nel mestiere di investigatore con l'intelligenza artificiale, salvo il fatto che ovviamente, come diceva giustamente Lucia, l'intuito, soprattutto l'intuito di Mara Weiss, è ineguagliabile. Oggi inizia un tour lunghissimo che ho visto già tantissime tappe, sarà in giro praticamente un mese. Ma io immagino che, non ti sto chiedendo il giorno che è uscito il tuo ultimo romanzo, ma credo che hai già sicuramente qualche idea, già qualche traccia per il prossimo romanzo, sicuramente. Quando scrivi, tu sei sempre impegnato, ieri dovevi. Ieri in Francia, ieri a Pistoia. Che cosa stavi facendo in Francia? Mi piacerebbe dire il tour dove vive, delle cantine, ma in realtà era lì proprio per tenere alta una bandiera sarda, il Festival che di Polar, che è uno dei festival più prestigiosi a livello mondiale per la letteratura poliziesca, e ho avuto l'onore di rappresentare l'Italia con altri 2 scrittori, con a fianco autori come John Grisham, Dennis Lehane, Peter May, autori veramente straordinari. In Francia adorano Eva e Mar, non si sanno molto bene, tantissimi lettori francesi che me l'hanno proprio letto, mi hanno addirittura fatto vedere le foto dopo aver letto l'Isola delle Anime, in cui col cuore sono venuti in Sardegna perché volevano vedere i luoghi, volevano cenare alla Stella Maria di Montecristo, volevano bersi qualcosa sulle terrazze del Vivario, semplicemente per vedere uno dei nostri tramonti mozzafiato. C'è un rapporto, si sta creando un rapporto molto intenso con la Francia, che è la patria di questo genere letterario, e non può che farmi piacere. Ecco. Il tour, io mi dico sempre a tante persone qua che sono testimoni, Federica, Giuditta, tante persone, io lo dico sempre, il prossimo tour faccio mezzate, mi riposo, eccetera. In realtà è sempre molto difficile, perché non posso non restituire, parlavamo di restituzione, qualcosa alle persone che hanno creduto per prime in me. Quindi in realtà il tour si aggiunge sempre qualche data, cerco sempre di tornare e dare priorità alle persone che hanno i librai, le libraie che hanno creduto in me. L'ultima domanda che voglio insomma
fare quest'oggi, questa chiacchierata, è questa. Qual è il tuo rapporto con il pubblico, con i tuoi lettori, che ti vogliono veramente tanto tanto bene? Allora, noi siamo, molti di noi sono lettori, ma non sempre vediamo questo affetto nei confronti di uno scrittore. Quindi sei davvero molto amato, molto molto seguito. Questo libro è stato atteso tantissimo. Quindi com'è il rapporto? Ti consigliano anche qualcosa? O meglio, ascolti il tuo pubblico? Oppure, come dire, preferisci sorprenderlo? Su Sofia? Su Sofia non è che ho avuto non ho avuto molto spazio di manovra, le hanno messo all'angolo e mi hanno detto cerca di trovare una soluzione che sia salutare per te, prima che per la gente. No, il rapporto è straordinario, è un rapporto che è commovente, che ho nutrito dall'inizio perché ero consapevole che il pubblico poteva essere l'unico barometro per un mio eventuale miglioramento a livello letterario. Quindi ho fatto di tutto dai primi romanzi, dalle prime esperienze, anche nel collettivo Sadò, per favorire questo tipo di rapporto. Contrariamente a quello che diceva Boris diceva lo scrittore scrive sapendo che c'è un lettore alle sue spalle che lo guarda, ma lo scrittore non si volta mai per guardarlo. Perché secondo lui, se lo scrittore si fosse voltato, inevitabilmente il confronto con il lettore l'avrebbe influenzato. Ecco, io non la penso esattamente così, nel senso che invece ho fatto di tutto per far sì che ci fosse un po' di contaminazione. Quando ho scritto L'Isola delle Anime, ho dato avvio a questo esperimento letterario che ha fatto sì che si venisse a creare un team di 12 lettrici che leggevano, che hanno letto il mio romanzo in anteprima e che mi hanno dato dei consigli. Questo perché in quel romanzo c'erano appunto due scrittrici donne, io avevo già scritto di donne, però mai la presenza femminile era stata così forte, così intensa. E avevo paura di aver preso qualche abbaglio, di aver esagerato, magari dando dei tratti troppo mascolini. A queste donne quindi chiesi a miei 12 miei lettrici, fino a quel momento erano solo delle mie lettrici, di cui però mi fidavo perché c'era già uno scambio forte. Loro sono state molto severe, ti hanno cazziato. Qualcuna c'è qua, c'è Ilenia, c'è Federica, qualcuna del nucleo originale, non so se c'è qualcuno. Sono state molto, come posso dire, molto utili. Il rapporto è stato molto, molto intenso. La cosa strana è che io ho diviso i due gruppi. Metà del gruppo era formato da lettrici sarde, l'altra metà erano lettrici continentali, perché avevo bisogno dei due punti di vista sulle due scrittrici, e alla fine le sarde ti fanno tutte per la croce e viceversa. Poi la cosa è cresciuta perché nel romanzo successivo il gruppo è passato da 12 a 24, col passare degli anni è cresciuto e sono circa una quarantina adesso le mie lettrici di testo. All'interno del gruppo ci sono anche c'è anche qualche uomo, Samuele qua, ringrazio. Non sempre è possibile coniugare i tempi con i tempi della scrittura e i tempi editoriali con i tempi di questo gruppo così variegato, perché ormai 40 persone anche da coordinare, cioè da sentire, non è facilissimo. Quindi in questo romanzo ho avuto meno opportunità di interfacciarmi con tutte loro, ma in realtà i feedback mi stanno arrivando adesso con un po' di ritardo, però tengo a ringraziare sicuramente Federica Musu, che è diventata una mia collaboratrice a tutti gli effetti, e questo romanzo invece mi ha molto aiutato, l'ho letto con grande attenzione, è stata molto, molto vicina, la ringrazio di cuore. Così come un'altra persona che è stata fondamentale, non posso dire esattamente chi è, però si chiama Raul Chiesa, e lui è stato fondamentale, è dato che c'è una diretta che sono di qui, lo voglio ringraziare, e voglio ringraziare anche Roberto, che è anche un avvocato penalista di Sassari, che
che ha letto il romanzo e lui mi ha invece dato proprio una consulenza tecnica legale su tutti gli aspetti procedurali, controllato che non ci fossero degli errori. Ci sono tante persone che collaborano con me anche all'interno di questo gruppo che fanno questo tipo di lavori e che riescono a darmi anche, al di là delle competenze delle elettrici sulle questioni più letterarie o emozionali o tecniche. Ci sono anche delle elettrici che fanno questo di mestiere, quindi mi dicono allora che io al lavoro questa cosa non la farei mai, oppure io lavoro e mi muoverei in una maniera diversa. Quindi ringrazio tutte loro, sicuramente mi ho dimenticato qualcuno che c'è qui, scusatemi, non vi vedo tutte, però è un rapporto straordinario che mi ha fatto crescere tantissimo come scrittore. In generale ho un rapporto molto stretto con i miei lettori perché, ripeto, è attraverso loro che posso migliorare. Grazie per questa bellissima chiacchierata. Io vi auguro di leggere il libro il prima possibile, buona lettura, è un libro molto bello, molto piacevole da leggere. Io finalmente ho anche la carta, perché ovviamente l'ho letto in PDF perché non era ancora nelle librerie, e devo dire che avere la carta qui davanti fa sicuramente un altro effetto. Continuo a parlare di Cagliari perché veramente ci fa piacere, perché porti i nomi di Cagliari e non più, insomma, le nostre atmosfere ovunque, quindi bravo, continuo a scrivere, buona lettura a tutti, ma prima di salutare Pier Giorgio e di lasciarlo a voi, insomma, che potrete proseguire a chiedere le sue firme, e voglio ricordare i prossimi eventi di Liberos. Il 19 aprile, venerdì 19 aprile, sarà con Liberos del Festival Entula, Francesco Pala presso la Fondazione Siotto con Celestino Tabasso, mentre il 24, mercoledì 24 aprile, Messeri sarà sempre alla Fondazione di Sardegna alle 18:30 con Claudia Cao. Quindi vi aspettiamo per i prossimi eventi di Liberos. Ancora un grande applauso, grazie a Pier Giorgio. Buona lettura.